Buongiorno a tutti, sono Stefano Venier, presidente dell'Etica del Gusto. Oggi siamo qui per il primo simposio, per il primo incontro tra associati. Lo scopo dei simposi è quello di condividere e crescere insieme tra professionisti, tra colleghi, tra associati della nostra associazione. I nostri ospiti abbiamo 3 ragazzi del Civiform proprio che frequentano il 4º anno di scuola, proprio per inserirli e aiutarli anche loro a entrare nel mondo del lavoro. Sono Massimiliano Orso e oggi siamo qui, ci siamo riuniti per un simposio sul pane. Ci confronteremo oggi su delle ricette con delle spezie che servono a colorare, ad aromatizzare gli impasti. Abbiamo preparato anche dei pani un po' particolari, tipo i brezel o il nostro cornetto con una ricetta rivisitata che verrà trattata con della soda, insomma con delle tecniche particolari. Abbiamo quindi impastato per prima i brezel e il cornetto, poi abbiamo fatto un pane con le erbe aromatiche, con delle spezie, erbe aromatiche che sono erbe di campagna più che altro. Poi abbiamo fatto un impasto con la zucca, visto che adesso è proprio il periodo del pane con la zucca, e qua ricaveremo delle forme un po' diverse rispetto al classico panino che si è abituati a trovare. Poi abbiamo ricavato un impasto con del curry e con dei semi tostati, un impasto col carbone vegetale e del sesamo tostato e un impasto con della paprika. Questi 3 prodotti verranno trasformati in forme uguali ma con colorazioni diverse. Il brezel può avere diverse forme, no? La forma classica che conosciamo, no? È questa qua. Praticamente si incrocia le 2 punte, si lascia un po' più grosso qua al centro, si assottigliano le punte, si incrociano, poi si incrocia i polsi di nuovo e si porta in questa posizione. In questo modo otteniamo un pezzo più grosso, un intreccio centrale qua, e poi 2 pezzi che andranno sotto e verranno messi a lievitare in questo sistema. E ci possono fare molte altre forme a fantasia o comunque le forme classiche che vengono prodotte in Austria o in Germania, no? Potrebbe essere la stanga, che praticamente può venire tagliata come una baguette prima della cottura, può avere un taglio centrale, così apre proprio da tutte e 2 le parti, rimanendo molto bianco al centro, perché la caratteristica del brezel è che è scuro nella parte della crosta e molto chiaro dove c'è l'apertura, dove c'è la scarpatura. Oppure possiamo fare anche un nodo, ad esempio, no? Un nodo cercando di non stringere molto, portiamo dentro e dobbiamo uscire con 3 parti uguali, non una corta, una lunga, 3 parti uguali che poi prima di essere infornate possono venire tagliate in modo che qua sfoga e lascia sfogare un bel colore bianco.
Io sono Luca Soncin, sempre di Etica del Gusto, e vi parlo di pane a lievitazione naturale con lievito madre. Tutti i prodotti che noi presentiamo sono fatti con tale lavorazione. In questo caso c'è una farina macinata a pietra di tipo 1 che ormai è entrata prepotentemente nei nostri laboratori in quanto è organoletticamente migliore per il nostro organismo. Questo è il lievito madre che usiamo per la maggior parte dei nostri impasti. Tutti conoscono il lievito di birra, che è un lievito che è nato alla fine del Novecento, è stato scoperto alla fine del Novecento, è stato isolato il ceppo del Saccharomyces cerevisiae, però nei tempi antichi, adesso sta ritornando in voga, si usava il lievito madre, che non è nient'altro che acqua e farina, inacidite naturalmente, viene composto comunque da una microflora batterica che rende il prodotto più digeribile, perché la fermentazione è di pari passo con la lievitazione. Ecco, vediamo Carla che sta stampando il Kaiser, la rosetta tirolese, il Kaiser Semmel, con un attrezzo particolare che, come vedete, quando va giù gira, fa questo giro in maniera che gli dà il giro, gli fa il vortice e fa in modo che quando il pane è in forno e sviluppa, si apre in modo contrario e fa la spaccatura classica del Kaiser. Volendo, da una forma tonda di pane si può ottenere comunque una forma diversa, la forma che si desidera. In questo caso abbiamo un pane alla zucca, possiamo, dopo un breve periodo di lievitazione, dare questa forma col mattarello, la lasciamo girata una decina di minuti, poi la rigiriamo, la forma rimarrà e nello sviluppo in forno questa aprirà e diventerà una zucca. Ecco, come vedete adesso i brezel, dopo essere stati una mezz'oretta in frigo, sono pronti per essere infornati, ma prima vanno immersi in una soluzione di acqua e soda. In questo modo acquistano il colore caratteristico, ma soprattutto il gusto caratteristico di questa crosta, che è molto scura. La crosta scura avrà un forte contrasto col taglio che andremo a fare, perché il taglio rimarrà bianco. Verranno infornati senza vapore e dopo l'immersione nella soda si possono tagliare, decorare con semi o quello che si vuole, insomma. Io mi chiamo Carla e anche io sto tagliando i brezel e vi faccio vedere come. Si possono tagliare da punta a punta, così trasversalmente. Altrimenti si può fare come per la baguette, dei piccoli tagli trasversali, così. Dopo averli decorati si può decidere se tagliarli, no? in questo modo, oppure lasciarli intatti. In questo modo sfiorirà proprio come un fiore, oppure lasciarli intatti e
fargli il simbolo della zucca, no? Sto facendo la guarnizione per il pan di zucca. In questo caso abbiamo deciso di fare la corona in giro con i semi di zucca. In un secondo momento prendiamo lo stencil e facciamo gli occhi, il naso e la bocca. Beh, adesso andiamo ad incidere un pane per dargli comunque uno sfogo. Gli sfoghi dei tagli sono importanti nei pani perché lo fanno venire bene, ma fanno anche sfogare l'umidità che c'è dentro, quindi si cucina meglio. E qua andiamo a fare dei tagli più che altro decorativi. Mi chiamo Raffaele, faccio parte dell'Etica del Gusto. Adesso abbiamo appena infornato il pane di zucca, il cornetto. Lo lasciamo per circa 25 minuti con circa 7-8 secondi di vapore in modo che il pane sviluppi bene e spacchi dove l'abbiamo tagliato. Eccoci in chiusura di questo simposio, come potete vedere abbiamo sfornato tutti i prodotti e qua ci sono anche i prodotti che ognuno fa nel proprio laboratorio, dall'arabo alla soffiata, alla baguette, al cornetto, ai vari tipi di grissini, il pane carasau, il pugliese, la ciabatta, chi più ne ha più ne metta, insomma. Tutti questi prodotti sono stati preparati, formati e cotti con delle tecniche particolari, mantenendo sempre il criterio che è quello della nostra associazione Etica del Gusto, che prevede di utilizzare materie prime di qualità, lavorazioni dettagliate, eseguite come deve essere, in modo da avere un prodotto sia buono che bello che salutare. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, compresi gli alunni del Civiform. Spero vi serva in futuro per qualche idea per il vostro lavoro. Ecco.